Ben ritrovati da Marco Angileri con una nuova puntata di Pit Stop Motori FVG, nuovo magazine estivo di Telefriuli dedicato ai motori ma anche al territorio. Oggi saremo a Cormons per testare la Kia Soul, daremo spazio ai 70 anni del marchio Ferrari, parleremo del Festival Jazz and Wine of Peace di Cormons, spazio anche alla bellezza con la ragazza a copertina della settimana con il video girato proprio a San Floriano del Collio. Questo e molto altro a Pit Stop Motori FVG. Salite a bordo! Siamo a Gorizia, questa volta da Guzzoni proveremo la Kia Soul, è dietro di me pronta a farci girare questo territorio, nello specifico andremo a Cormons, terra soprattutto di vini, andiamo a provarla. Eccoci pronti per il test drive della Kia Soul messa a disposizione da Guzzoni Gorizia, un'auto originale nello stile dalla grande personalità giunta alla seconda generazione. Un test drive che ci porterà a scoprire la zona di Cormons, terra di grandi vini. La nuova Kia Soul riprende lo stile del modello che l'ha preceduta, ma con un tocco di grinta in più, paraurti più prominenti e gruppi ottici ridisegnati. Anche l'abitacolo, che si conferma ampio in rapporto ai 4 metri e 14 centimetri di lunghezza della vettura, è voluminoso grazie al tetto alto 1,60 m dal suolo. È stato profondamente rivisto ed è parecchio migliorato nella qualità. Gli inserti colorati della plancia sono d'effetto, al pari dello schermo tattile di 8 pollici del navigatore. Sono tuttavia un po' troppo piccoli i tasti delle razze del volante, dai quali si gestiscono il viva voce, la radio, il cruise control, che sono tutti dispositivi di serie. Questa che stiamo provando è il modello di Kia Soul CRDI turbo diesel da 128 cavalli con prestazioni simili al benzina ma dai consumi inferiori. L'unico allestimento previsto è piuttosto completo in rapporto al prezzo e include i cerchi in lega, il clima automatico, la telecamera posteriore, i sensori di pressione delle gomme e i vetri oscurati. Molte le possibilità di personalizzazione, si va dalla verniciatura bicolore agli interni in pelle ai sedili ventilati e riscaldabili, per arrivare agli aiuti elettronici che innalzano il grado di sicurezza attiva, per esempio l'avviso dell'involontario abbandono della propria corsia di marcia, la garanzia di 7 anni o 150.000 km, A Pit Stop Motori FVG parliamo di una data entrata nella storia, 12 marzo 1947, quando Enzo Ferrari mise in moto la 125S, la prima vettura a portare il suo nome. Iniziò così, con un giro di prova sulle strade di Maranello, la storia della Ferrari, divenuta negli anni il simbolo del Made in Italy nel mondo. Una grande emozione nel rivedere durante le celebrazioni dei 70 anni la Ferrari 125S varcare di nuovo i cancelli di via Abetone Inferiore.
Nel farlo, la prima 12 cilindri a portare il cavallino rampante sul cofano consegna un testimone ideale proprio alla Ferrari aperta. La 125S è stata la prima vettura con il marchio Ferrari. Il suo motore 12 cilindri, indispensabile per ottenere grandi prestazioni, fu ideato da Gioacchino Colombo. Un'auto d'acciaio ancora senza carrozzeria. Viene messa in moto per dar vita ad un simbolo dell'italianità. 2 mesi più tardi, l'11 maggio 1947, arrivò il debutto su pista sul circuito di Piacenza. La 125S, S sta a indicare la carrozzeria tipo sport, vide al volante Franco Cortese. Un insuccesso promettente, così Enzo Ferrari definì quel debutto, interrotto da un'avaria alla pompa di alimentazione, mentre l'auto si trovava al comando della gara. Ma l'insuccesso durò giusto lo spazio di 9 giorni. Il 20 maggio 1947, nel Gran Premio di Roma, Franco Cortese portò la 125S al successo, nella prima delle 6 vittorie ottenute quell'anno. Iniziò così un successo lungo 70 anni. Ed eccoci al video del crash test della Kia Soul, che ha ottenuto 4 stelle. Buona la robustezza generale dell'abitacolo della vettura coreana. Da segnalare l'eccessiva pressione subita da parte del sottotelaio sulla pedaliera, che si deforma in maniera evidente. Massima la protezione offerta nel crash test laterale. Nel severo test del palo la pressione sul torace è eccessiva. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui sedili anteriori, mediocre per i passeggeri posteriori. Tutto sommato la Kia Soul si dimostra un'auto sicura, conquistando 4 stelle su 5 nel crash test della Euro NCAP. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Ed ora il video di Lower Garage girato al Castello Formentini a San Floriano, praticamente vicinissimi a Cormons, con la ragazza della settimana, Eva, abbinata a un Audi TT. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Yo. Siamo a Cormons, terra di vini eccellenti, centro principale dell'incantevole zona collinare del Collio, a pochi passi da Gorizia, una bella cittadina di stampo asburgico, contornata da piccoli e caratteristici borghi sul confine con la Slovenia, come Dolegna del Collio, San Floriano del Collio, Savogna di Sonzo, dove si parla lo sloveno. Qui poca è la distanza da monti e dal mare. Il microclima assolutamente unico per ventilazione ed escursione termica si sposa perfettamente con il caratteristico terreno del Collio, ideale per la coltivazione della vite. Influenze mitteleuropee si traducono in dolci speciali, ma a deliziare il palato ci sono altre squisitezze. Gli gnocchi di Susine, il prosciutto dolce di Cormons, affumicato al fuoco di legno di faggio e all'oro, o, una particolarità per pochi, il radicchio rosa di Gorizia. Di notevole importanza storico-artistica ci sono Palazzo Locatelli del XVIII secolo, il Duomo di Sant'Adalberto e la Chiese da Plef Antiche. Su una parte del territorio comunale si estende anche il Bosco di Plessiva. Le auto storiche hanno il pregio di raccontare la società, la storia in maniera diretta. Sono un po' lo specchio degli avvenimenti, delle conquiste. Lancia ha avuto un ruolo fondamentale nel ritmare gli eventi che hanno caratterizzato la nostra società. Sono Roberto Giolito, ho realizzato molte vetture come la Fiat 500 contemporanea. Oggi, occupandomi di Heritage, scopro un grande valore. Heritage è una nuova divisione di FCA, ha lo scopo di valorizzare, curare e promuovere il patrimonio storico dell'azienda. La collezione Lancia rappresenta una delle grandi linee di prodotti rimaste sempre a bordo della casa costruttrice, come la Appia, una delle ultime classiche. La Lancia Alfa, che è la prima vettura in assoluto, passando anche dalla versione a competizione, la Lancia Alfa Sport, Lancia Stura, che è sinonimo di eleganza col suo motore a 8 cilindri. La Lancia Delta, un disegno inossidabile, grazie anche all'introduzione all'epoca estremamente innovativa delle 4 ruote motrici.
dalla nascita dell'azienda ad opera di Vincenzo Lancia non esiste una lancia priva di un aspetto innovativo fondamentale. La collezione Lancia nasce verso la fine degli anni 70. I modelli che compongono la collezione sono 95, dal 1906 fino a tutti gli anni 90. Sono conservati i modelli più prestigiosi, come la Lambda, la Lancia D50 di Formula 1, la Lancia D25 Sport, poi arrivando alla Fulvia, vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1972, fino ad arrivare alle note Lancia Delta integrale. La nostra Lancia Delta riporta ancora i segni di un incontro con una gazzella durante il percorso e noi l'abbiamo conservata così e tra l'altro anche funzionante. C'è un filo conduttore chiarissimo tra gli inizi e la storia attuale. Ogni vettura rappresenta di per sé un'innovazione che passa attraverso la scoperta di moltissimi standard, ma soprattutto l'idea trasgressiva di non essere mai prevedibili, ma di anticipare realmente delle nuove tendenze. L'auto storica ha il compito di raccontare fasi della nostra storia in maniera molto diretta, di riassumere questo in una storia brillante fatta di capolavori e di successi tecnologici è la migliore traccia di tutto quello che è capitato in questi 100 anni e più. Allora, Rodolfo Aguzzoni, noi solitamente ci siamo incontrati sui campi di gara per tanti anni, protagonista nella velocità in salita. Adesso siamo qua a parlare invece di Kia, un marchio emergente. Ormai anche le linee europee sono capite, nel senso che è un marchio che si è affermato negli ultimi anni. La Kia sta diventando importante, il quarto corpo automobilistico al mondo, ha 15 stabilimenti nel mondo. Lo stabilimento più importante ce l'ha qua in Europa, in Slovacchia, perché ci tiene molto all'Europa e sta andando forte. Adesso sta disegnando anche belle macchine, perché diciamo che il direttore generale, che ha quindi carta bianca, decide tutto lui, è ex uomo Volkswagen Audi, e sta disegnando belle macchine. Poi funzionano bene, 7 anni di garanzia non li dà nessuno ed è una macchina molto importante. Noi abbiamo provato la Kia Soul, perciò che in questo caso è una posizione di guida alto, ma ho notato una precisione nel volante, appunto nello sterzo, frizione, cambio, tutto veramente un gioiellino questa vettura. Ma la macchina funziona molto bene, sta spopolando in America perché ha questa linea un po' così da crossover che piace molto qua. Stentiamo un po' a venderla, però ha la sua nicchia, anche lei si difende. Bellissima meccanica, quella che avete provato voi, un 1600 con 100 kW, quindi siamo sui 130 cavalli, precisissima, correttore di guida, telecamera, sensore di parcheggio, un sacco di accessori, di tutto di serie. Come sta reagendo qua nella zona del Goriziano il pubblico alla proposta Kia? La Kia qui a Gorizia abbiamo una penetrazione del 6%, e in Italia la Kia viaggia intorno al 2,5%, noi siamo sì un po' più performanti. Siamo al doppio di quello che è il mercato nazionale, questo è un risultato importante. Sì, noi, ma senza sforzi, senza neanche spendere soldi in pubblicità, le macchine noi si vendono da sole. Noi siamo 4 anni in Kia, non abbiamo praticamente fatto mai pubblicità. E Rodolfo Aguzzoni il pilota, quando lo rivedremo? Ormai è un po' abbandonato alla velocità in salita per passare alla pista. Ma diciamo che ho corso 45 anni in tutte le specialità. Con risultati anche vincendo. Ma sì, non andavo tanto pianino, dai, insomma mi sono difeso. Ho vinto circa 40 gare, parlo di assoluti. Ho fatto tutte le specialità, corso sulla neve, l'autocross, pista, salite. Sono nato rallista come mentalità e come le gare che mi piacciono di più. Ho fatto 4 giri d'Italia, è una gara stupenda, una volta si chiamava 1000 miglia, dopo non si poteva più correre nelle strade aperte, quindi avevamo solo delle prove speciali, delle prove in pista, no?
presentato lo scorso mese a Narrazioni Jazz, evento collegato al Salone del Libro di Torino, l'edizione 2017 del Festival Internazionale Jazz and Wine of Peace di Cormons, organizzato dal Circolo Culturale Controtempo, che quest'anno a ottobre taglierà il traguardo della 20ª edizione. La qualità dell'offerta musicale, come sempre di altissimo livello, porterà a Cormons artisti di calibro internazionale. Lo scorso anno ben 80 artisti provenienti da 16 nazioni hanno calcato la scena del Festival friulano, con la presenza di quasi 6.000 persone dei 18 appuntamenti in cartellone nei 7 appuntamenti after hour. Il sold out è stato raggiunto in tutti i concerti. Ad ospitare i concerti e gli appuntamenti di Jazz and Wine saranno cantine, dimore storiche ed abbazie, mentre una ventina di produttori avranno modo di proporre i loro prodotti di alta qualità a un vastissimo pubblico. Con Jazz and Wine, Cormons si vestirà di musica grazie alle vetrine a tema e, insieme a tutto il Collio, si popolerà con grande gioia di migliaia di turisti che invaderanno il territorio dell'area del Collio. Siamo al termine per quanto riguarda questa puntata di Pit Stop Motori FVG, il nuovo format TV di Telefriuli, un magazine che riguarda motori, ma non solo, anche territorio e tante altre cose. Da Cormons è tutto, la prossima settimana andremo a Tavagnacco a provare la nuova Yaris ibrida, oltre a tante altre belle novità. Vi aspetto sempre con Pit Stop Motori FVG. Da Marco Angileri è tutto.